Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La settima giornata di Serie B-Win inizia l'uscita da oggi e per tutto il mese di ottobre squadre in campo con la maglia della B solidale. Il Crotone ospita il Vicenza del pericolante Baldini. Il tecnico toscano sceglie il 3-4-1-2. Il giovane Misuraka assiste in avanti a Bruscato e Bianconi. Schieramento offensivo anche per i calabresi. Menichini opta per un 4-3-3. Arbitra la sfida a salvezza. Irrati di Pistoia. Partenza lampo da parte del Crotone. Attenzione, subito, sesto minuto. De Giorgio penetra in area di rigore, serve Pettinari. 1-0 del Crotone. Incredibile, dopo appena 6 minuti di gioco la squadra di casa passa in vantaggio grazie a questa penetrazione in area di rigore da parte di De Giorgio, che serve alla perfezione Pettinari, che si fa trovare pronto in area di rigore. Questa è la gioia dei tifosi crotonesi. Replica del Vicenza, minuto 10, il tiro di Misuraka che però finisce alle stelle. La prima invenzione del gioiellino del Vicenza, sfortunato che perde subito Martinelli, al suo posto dentro Pastrini. 29esimo, la punizione dell'ex Matteo Paro. 1-1 Vicenza. Che errore però di Belez, che non è nemmeno partito per tentare di parare la punizione di Paro. Dunque 1-1 allo Scida. Continua ad attaccare il Vicenza. Il tiro di Misuraka, la replica del portiere del Crotone Belez. Stavolta è attento, si fa trovare pronto e poi il Crotone recrimina per questo atterraggio in area di rigore. Fallo su De Giorgio da parte di Zanchi per Irrati, è tutto regolare. Grandi proteste, viene espulso il direttore sportivo del Crotone Ursino per proteste. Si va nella ripresa sul risultato di 1-1. Subito Crotone, il tiro di Eramo, pallone controllato da Frison, portiere del Vicenza. Poi gli ospiti che fanno la partita, il tiro ancora di Misuraka e la palla che viene deviata in corner da Belez. Paratona da parte del portiere del Crotone. Ancora Misuraka, minuto 76, va giù sulla destra, poi prova il tiro, il pallone sotto l'incrocio dei pali. Vicenza 2, Crotone 1. Il gol del giovane Misuraka, un gol incredibile. Rivediamo il tiro proprio sotto la traversa, non può nulla Belez. Poi il Crotone 5 minuti dopo riceve il pallone Sansone, il tiro, il 2-2. Incredibile quello che sta accadendo allo Scida. La gioia del giovane attaccante appena entrato, 2-2, e poi assedio da parte dei padroni di casa. Ci prova Khalil su calcio piazzato, pallone alto. La squadra di Menichini che ci prova ancora con un tiro di Sansone, un calcio di punizione da parte dell'Italo tedesco, pallone che fa la barba al palo. E poi attenzione, Khalil in area di rigore, Zanchi che la tocca, pallone che finisce in corner. Partita infinita allo Scida, uno spot per la Serie B-Win. Paolucci in area di rigore, il pallone che resta lì libera la difesa del Crotone. Ultima azione di questa partita incredibile, giusto pareggio fra Crotone e Vicenza, e Baldini che si siede in panchina al 90esimo, stremato per questo incredibile match.